legata al piano casa, è proprio una storia di imbroglio mediatico. Non stiamo qui a descrivere nulla perché voi sapete esattamente che cosa sta succedendo. Io voglio denunciare una situazione di gravissima crisi della democrazia. Noi è da giorni che siamo chiusi in Consiglio regionale con l'illusione del dibattito come se dovesse servire a qualcosa, invece tutto arriva preconfezionato e noi passiamo, tutto è già deciso e noi siamo lì a fare i nostri interventi, a commentare emendamento per emendamento, ad esempio, ed è sempre la solita musica, perché dietro ogni coma è nascosto il progetto o il piano del mattone. Adesso ci hanno appena bocciato un emendamento che era un emendamento soppressivo per quanto riguarda l'ampliamento della volumetria in zone agropastorali, come se i nostri pastori e i nostri agricoltori, con la gravissima crisi che c'è in corso, ambissero ad ampliare le loro strutture. Tutti sappiamo che sono dietro disperatamente le banche con i debiti da pagare per conservare le loro attività tradizionali, e questo è per la sopravvivenza, lo sappiamo tutti, è per la sopravvivenza loro e delle loro famiglie, per cui qui c'è anche cinismo. Non possono prendere in giro agricoltori e pastori inventandosi aumenti volumetrici premio per loro. Io concludo qui con un appello: guardate che la politica dentro